sempre in mente una canzone, la sento spesso per televisione, si canta quando siamo in compagnia, mette nel cuore un tocco di magia. Chissà se la cantassimo un po' tutti, grandi, piccini, vecchi, belli e brutti. La vita in fin dei conti è una canzone, le strofe, il ritornello e il tormentone. Baci d'amore, stelle nel cielo, senti il calore, mille voci nel cuore. Baci d'amore, boccuccia socchiusa, arcobaleni e mille cuori sereni. Luna di maggio, dai forza e coraggio, l'estate che arriva si balla in villaggio. Baci d'amore che sanno di sale, sole che scotta e ti prendi una cotta. Oh, oh, baci, baci, mille voci. Oh, oh, baci, baci. È bella questa nostra allegria, ci fa sentire tutti in sintonia. La rondine, il balcone, il vino buono, nessuno deve stare sottotono. Nel mondo c'è chi scende e c'è chi sale, ma l'importante è prendere le scale. Ma adesso ferma il treno alla stazione, cantiamo in coro, questa è la canzone. Oh, oh, baci, baci, mille voci. Oh, oh, baci d'amore, mille voci nel cuore. E finalmente siamo giunti Mille voci nel cuore! alla sesta puntata di Mille Voci, edizione 2013. Ciao ragazzi, come Ciao, state? come va? Come va? Chi è? È scoppiato caduta qualcosa? una farfallina. Abbiamo sentito che... Ah sì, no, è quello che brucia... È ricaduta sì, un'altra sì. farfallina. Sì, no, abbiamo quello che brucia gli insetti. E Devono intanto essere degli salutiamo il insetti grande grossi. Gianni Turco, il Ciao, nostro Gianni! regista. Ciao Gianni, noi siamo qui al Satiricon, tu dove sei? In regia, lo fuori sei. dal Satiricon, a sinistra c'è il pulmino della regia di Gianni Turco. Domino magico. Vienimi a cercare. Ti veniamo a cercare? Sì, ti veniamo Quando a ti cercare. fai vedere qua in diretta con noi? Mai. Beh, figurati. Abbiamo qui il nostro Cali! affezionato Cali. Poi c'è una sorpresa con Cali, Ah sì? perché adesso è stato Quanto mi piacciono promosso. le sorprese a me. Ti tieni un attimo, Come grazie, no, amore. come no. È stato promosso, oltre che a grandissimo pianista, è stato promosso anche a direttore di coro. C'è una sorpresa enorme più tardi. Bellissimo. Vero Gianni? Quindi state con noi, State con che noi, ci ci sono state con tante noi, sorprese questa sera. Col flacca addirittura. Allora, tanti ospiti anche in questa puntata, Sempre. da Grande tutta Italia parterre. a Mille Voci. Iniziamo con Giulia Marzano. Vieni Vai, Giulia! Guardala Giulia. A seguire arriva Giovanna! Giovanna! E poi Dino. Ciao Gio! Qua. E dopo Dino arriva un nuovo acquisto di Mille Voci, Emanuele Fedeli. Con Rossella Cobatto. Eccoli che arrivano, eccoli! Dove sono? Emanuele! Eccoli che arrivano! Anche Rossella, dov'è? Eccola lì. Eccoli qua! Francisca! Francisca, dove sei? Eccola Francisca! Gio Di Sarno. È la nostra Gio Di Il nostro Sarno. imitatore Gabriele Marconi! Gabriele Marconi. Bruno Minniti. E vai Bruno! E visto che c'è Bruno c'è anche Daniela Mittiti! E poi un gruppo di ragazzine che arrivano dal Veneto, le Dots. Guarda Daniela, guarda! Eccole qua le ragazzine. Ecco le donne dal Treviso! Prego ragazze. Si sono ambientate subito nell'ambiente di Mille Voci, ragazzi. Meraviglia, guarda che battello. Guarda, grazie Calì! L'hai imparata subito la nuova sigla, eh! Ti diverte! Bene.
Io direi subito di partire alla grande, perché sennò poi se facciamo lunghi dopo Gianni ci sgrida il nostro No, regista. partiamo subito come hai detto te, vai, alla Partiamo grande. subito con Giulia Marzano. Vieni, Giulia Marzano, vieni. Un po' più in centro. Vieni Giulia, stiamo in centro che si stanno sgridando, che siamo sempre concentrati. Attenta ai passi, attenta ai passi. Allora, com'è questa esperienza nuova di Mille Voci? Com'è? Bellissimo regista. Che bel trucco che hai. Anzi, ringraziamo la nostra addetta al trucco e al parrucco, che è Roberta. Un applauso alla nostra Roberta. Brava Roberta! Bel trucco, veramente. Ascolta, ci canti che cosa? Egoista di Alexia. Ah, vai sul pesante, Bello, mi piace, mi Bellissimo. piace. Falla bene, mi raccomando. La fa quella è tosta. benissimo, la fa Quella è benissimo. tosta, falla bene, falla Stai bene. bella qua al centro, Bella qui al gasata, centro, non carica. indietreggiare. Vai, Giulia Marzano, Egoista. Tu non puoi pretendere di avere tutto quanto per te. Se non puoi comprendere, non perdere più tempo con me. Mi sento come se avessi un male che ti toglie il fiato e che non fa più vivere. Non posso credere, mi hai fatto piangere, insospettabile, ascoltabile. Oh, ah, yeah. Tu sei alright, non fare finta che non ne sai niente, che sei trasparente te, molto improbabile, ma stai attento che non sono come te, io resto vigile, poi tanto il resto viene da sé. Oh. Egoista, se non vuoi comprendere, non perdere più tempo con me. Egoista, Alright, non fai che fingere di essere complice, ma è così semplice, tu non sai perdere. Il mio sospetto è che se non sei perfetto, se per te è un difetto, beh, per questo non fai più per me. Oh. egoista, se non vuoi comprendere, non perdere più tempo con me. Egoista, tu non puoi, no, che non puoi. Se non puoi comprendere, non perdere più tempo con me. Egoista, e sto imparando a stare senza di te, ma ti sorprende perché non provi a ammettere che, baby, non ero io ad aver bisogno di te. Non conta niente per te, ma già ti perdi perché ehi, ehi, Egoista, se non vuoi comprendere, non perdere più tempo con me. Tu non puoi, no, che non puoi. se non puoi comprendere, non perdere più tempo con me. Egoista. Capito? Hai capito, la Giulia? Egoista! Che grinta, L'hai ragazzi. fatta benissimo, Brava. bravissima. Brava. Brava. Stai qua che con noi che presentiamo insieme, noi tre. Sono Sì. preoccupata perché abbiamo perso Drudy. Abbiamo perso Drudy, ma Abbiamo perso Drudy. dove c'è un Drudy? Lo vado a che cercare, va, dopo c'è- presentiamo la nuova ospite e poi vado a cercare Gianni. Bene. Vieni Giovanna! Giovanna! Che bene? Sono felice, brava. È brava sta ragazza, eh.
Eccolo, abbiamo ritrovato Gianni. È tornato. Eccolo Gianni. qua. No, ma ero qui che stavo ascoltando. Ciao Giovanni. Bravissima, ciao, un bacione. Eravamo preoccupati. No, ero Un pochino più in qua. Che bella squadra, che bella squadra. Guarda che bella squadra di Milan. belli, Gio, dai. come sta andando Ieri, l'estate? oggi e domani. Vabbè, ti dirò che sono felice. Lavoro, sono in giro, faccio un po' di serate, un po' di regie, però vado bene. Perché diciamolo, Giovanna, oltre ad essere una grandissima cantante, è una grande produttrice di opere liriche, diciamolo. È importante dirlo questo. E infatti faccio una regia di Traviata molto bella, poi vado nell'Oman a fare Turandot. Che bello. Bello, Possiamo venire con te? Sì, a ottobre questo però. Cosa ci fai ascoltare stasera? Allora, c'è una canzone che io trovo bellissima, io adoro Zucchero. Zucchero ha una vena musicale meravigliosa, tu immagina Diamante che cos'è, a parte Bellissima. le solite canzoni che fa. E poi ha scritto una canzone che è stupenda, Il mare calmo della sera. Ah, è è una stupenda. meraviglia, Siamo vero? molto curiosi di sentire portato la tua... successo dal grande Bocelli. Dal grande Esatto, Bocelli, che ha vinto Sanremo Giovane negli anni Sì, 90, i primi. è vero. La sentiamo Beh, da te sentiamo. stasera? Sono molto curioso. Posso dedicarvela? Che meraviglia. Grazie, Giovanna. A tutti i nostri amici. Grazie, Viva Giovanna. Giovanna! Ciao. Non so cosa sia la fedeltà, la ragione del mio canto, che resistere non può ad un così dolce pianto che mutò l'amore mio. E se anche il sorgere del sole ci trovasse ancora insieme, per favore dimmi no. Rende stupidi anche i saggi l'amore. Amore mio, se dentro l'anima tu fossi musica, se il sole fosse dentro te, se fossi veramente dentro l'anima mia, allora sì che udire potrei nel mio silenzio il mare calmo della sera. Però quell'immagine di te, così persa nei miei occhi, mi porta alla verità. Ama quello che non ha l'amore. Amore mio, se dentro l'anima tu fossi musica, se il sole fosse
la mia Gio. Grazie Gianni. Grande. Grazie. Grande. Io ti adoro, te l'ho dedicata. Il pubblico mi scuserà da casa, Sì, ma ma volevo scherzo. dedicarla al mio amico e grande cantante, grande interprete. Grazie. Grazie Giovanna. Grazie Gio. Grazie. Ciao tesoro. Ciao. Ah no, il microfono? E il microfono, grazie. Io devo ancora capire il cantante che vado a presentare a chi manda questi messaggini d'amore. Vieni Dino, così me lo dici. Sì tesoro, vieni dalla zia, vieni. Sì, è un modo di dire dalla zia. Ma che stai giocando? Il microfono è qua. Non te lo volevo dare. La prima puntata mandavi i messaggini, la sesta mandi i non messaggini. mandavo nessun messaggino, sto giocando Sono gelosa, lo sai, a solitario. Ah sì? Sì. Perché io sono un solitario. Davvero sei un solitario? Come no? In che senso? Ecco così, sono spesso da solo. E ti piace la solitudine? E difatti c'è anche una canzone che parla della solitudine. Davvero? Sì. Cioè? La prossima canzone che ti faccio sentire Si è chiama una proprio canzone. No, si intitola Universo, però parla dei single, di chi vive da solo. E allora parla anche di me. Vedi? Vedi? Ma Allora tu- ascoltala bene questa l'ascolterò. canzone. Va bene? Va bene. E poi cosa facciamo? E poi devi fare la tua classica. Va bene, una nuova anche quella lì. Vabbè, però, vedi, l'ho già detto anche nella prima puntata, è importante mantenere A me piace. e amare le canzoni che ci hanno Ma portato vorrei alla vedere notorietà. rinnegare le nostre canzoni, guai. Poi scherzi. rispecchiano i tuoi meravigliosi occhi. 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 Quelli non cadono. Quelli non cambiano mai. Sì. Dino. L'emozione di stare da soli, quanti brividi dentro di me, siamo soli in questo universo, forse molto dipende da noi. La mia mente rimane presente anche quando l'angoscia mi prende. Tutto questo ha un sapore diverso quando sono da solo con me. Penso ad oggi ed anche al mio passato, quello non lo puoi scordare mai. E alla fine penso che se mi ritrovo qui, forse è giusto che sia così. Quando un uomo rimane da solo, i pensieri riprendono il volo, nella mente, nel cuore si sente tutto quello che c'è intorno a lui. L'emozione di stare da soli, quanti brividi dentro di me, siamo soli in questo universo, forse molto dipende da noi. Quando un uomo si sente da solo, cerca ancora, l'amore non c'è. Guarda il cielo e le stelle son tante, come i dubbi che ha dentro di sé.
Anche se non ti parlo mai, il mio segreto tu saprai, un giorno o l'altro leggerai gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei, anche se non domanderai, il mio segreto capirai. C'è chi mentire non può mai, gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei. Dimmi perché, ma perché, ma perché negli occhi miei non guardi mai? Eppure tu, io lo so, dopo di bene già mi vuoi. Dimmi perché, ma perché, ma perché negli occhi miei non guardi mai, eppure tu, io lo so, e un po' di bene già mi vuoi. Hey! Baila, baila. Pom, pom, pom. Pom, 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 pom. Para, para, pa, 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 pa. Anche se chiederlo non vuoi, il mio segreto tu saprai, ma c'è chi mentire non può mai. Gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei. Dimmi perché, ma perché, ma perché negli occhi miei non guardi mai, eppure tu, io lo so, dopo di bere già mi vuoi. Dimmi perché, ma perché, ma perché negli occhi miei non guardi mai, eppure tu, io lo so, dopo di bere già mi vuoi. Ami, perché, ma perché, ma perché negli occhi miei non guardi mai, eppure tu, io lo so, dopo di bene già mi vuoi. Arimi, perché, ma perché, ma perché negli occhi miei non guardi mai, eppure tu, io lo so, e un po' di bene già mi vuoi. Sai anche tu allora. Gesù. Ste Hai canzoni... la voce come allora? Sono passati 2 anni. È argentina come voce, Grande soprattutto Dino. la cosa strana di quest'uomo, soprattutto è intonato, è intonato, è una cosa strana. Anche tu sei strano, anche tu sei intonato. Io sono calante, di origine calante. Che verso Napoli, sai? Calante che cosa? Forse dalla torace in su, chi lo sa, ma chi lo sa. A dopo ragazzi. Ciao, A dopo Dino. Ciao. C'è la nostra Butters adesso. La nostra terza... Che canterà un brano che si chiama Lo faresti. Lo conosci tu, Lo faresti? Interrogativo, è un interrogativo. Lo faresti? Scritta, adesso diciamo che gli autori, perché è bello parlare delle canzoni che ha fatto successo. Paolo Limiti il testo e la musica Aldo Donati. Aldo, pensa proprio ieri parlavo di Aldo, di una cosa, sì, vabbè, una cosa nostra, mia, tra me e lui, tutto lì, finito. Inserita in questa compilation la canzone di Stefania 100. Il titolo? Lo faresti? Lo faresti? Stefania 100. Perché cosa lo faresti, pupone canta? Lo faresti tu con me per un bel conto in banca? Lo faresti per un tam con cioccolato caldo? O ti basta questo sguardo che color smeraldo? Perché cosa lo faresti, bel leone, dillo? Per un frutto, una poesia?
Dai, dimmi tu dolore, perché cosa lo faresti tu con me l'amore? Cacao, cacao, coco, coco, 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 cacao, cacao, coco, coco. Perché cosa lo faresti, bambinone mio, per un titolo, un torrone, quale ben di Dio? La vorresti tutta intera questa mela rossa? Perché cosa lo faresti, parla che io possa? Lo vorresti un gol per la tua squadra preferita? Anche 4, 5, 6, magari la partita. Perché cosa lo faresti tu con me, un peccato? Lo vorresti uno spumone con il cioccolato? No, no. Cacao, cacao, coco, coco, cacao, cacao, coco, coco, cacao, cacao, coco, coco, cacao, cacao, coco, coco. Carina o no? È vero che è carina? Io la trovo Infatti, deliziosa. andante. Molto maliziosa ma con classe. È andante con moto. È andante con moto. Con moto. E infatti adesso Gianni che vuole fare questa, ha fatto questa nuova compilation. Ha detto dai, bisogna metterla dentro questa. Bisogna metterla dentro, sì. La vuoi mettere fuori adesso? Come si sta Mi hai rubato la battuta. Voi che avevate la scaletta sotto mano. Adesso arrivano dei miei amici, uno arriva dall'Umbria, Emanuele Fedeli insieme a Rossella Gobatto. Dai, vediamo lo scavello. Microfoni, grande Emanuele, in mezzo. Mezzo Emanuele, in mezzo. Anche lei, una canzone d'amore del suo ultimo LP che si chiama? Come un sogno. Come un sogno, vediamo un Like a attimo. dream, come un sogno. E voi collaborate insieme, fate coppia nell'artistica? Sì, diciamo che questo CD abbiamo realizzato questa bella coppia, quindi mi ha aiutato molto Rossella. C'è stata una bellissima collaborazione, devo dire, è stato un vero piacere. Lui ha scelto me come voce nel suo disco e quindi tanto di orgoglio. Siamo qui appunto a presentare Certo, un Rossella. pezzo particolare questa sera, vero? Un pezzo che abbiamo scritto poi a quattro mani con Gianni, anche te poi hai collaborato in questo brano, veramente fantastico. E ci teniamo questa sera a mille voci a fare questo Mille Amori. Mille amori. Che bello! Fantastico. Mille voci, mille amori. Ed è la serie Gli uccelli si accoppiano in cielo e i belli a terra Che fanno? cantano una Era una preludio, hai capito? Non l'ho capito. Vai ragazzi, Mille bocca al amori. lupo! Sento questo brivido addosso, caldo come un fuoco più rosso. Vero, il tuo sguardo
sole dai, quanta luna hai negli occhi tuoi. Quanti baci dai, quanti fiori sei, quanta luce fai ai sogni miei. Vivo mille amori insieme a te, quando stringi forte forte le mie mani, sento il cuore che mi dà Tanta felicità, tu sei l'uomo sincero, quel dolce mistero per me. Vivo mille amori insieme a te, Specialmente quando dormo sul tuo petto. e ti sento respirare, quante cose mi sai dare. Poi ti svegli e mille amori sei per me. Sei per me. Grido perché sono felice, canto, questa luna mi dice: Bello, tu sei proprio il più bello. Sento che più dubbi non ho. quanto amore sei, quanto sole dai, quanta luna hai negli occhi tuoi. Quanti baci dai, quanti fiori sei, quanta luce fai ai sogni miei. Vivo mille amori insieme a te, quando stringi forte forte le mie mani, sento il cuore che mi dà Tanta felicità, tu sei l'uomo sincero, quel dolce mistero per me. Vivo mille amori insieme a te, Specialmente quando dormo sul tuo petto. e ti sento respirare, quante cose mi sai dare. Poi ti svegli e mille amori sei per me. Sei per me, 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 sei per me. Emanuele Rossella. Grazie gentilissimi. Bella, apertura internazionale, veramente. esatto. L'ascolti e la ricanti subito. Voi adesso la state proponendo nelle feste, sì, nelle esatto, serate. Bene. In bocca al lupo e grazie di Crepi. essere venuti Crepi, qua. crepi. amici. Grazie a voi, è stato un piacere. Buonasera. Ciao, Grazie bella. del microfono, il microfono a te, il microfono a me. Anche perché adesso ragazzi, Dot, venite che c'è un'altra sorpresina. Le stiamo sfruttando un po' queste ragazze. Queste ragazze però si stanno svezzando. Si stanno svezzando, così imparano cosa vuol dire fare spettacolo. Stanno un po' respirando Perché voi un po' di polvere di palcoscenico. Esatto. Questa è polvere di marmo comunque. Vi state divertendo qua con noi, sì? Allora, voi avete già avuto modo di essere partecipi in prima persona della versione originale Sì. del Fichi Fichi cantata da Gianni Drudi, no? Adesso vi tocca la versione nuova di Francisca. Avete provato? Ok. Avete fatto le prove? Avete fatto le... No, Siete ma non lo pronte? sapevano nemmeno, poverine. E questa non volta fanno le Francisca, vieni tesoro, vieni. Francisca che canterà. Devo di portare questo microfono Tutti qui. sti microfoni, Quanti il bello della microfoni? diretta. È la produzione che è Francisca canterà Fichi Fichi in versione francese con l'accompagnamento dell'autore, nonché il cantante che l'ha portata al successo, Gianni Gianni Drudi, Drudi. che è Gianni Drudi. Allora tu il compito di coordinare tutte le dots. Veditela Sarà tu. un po' improvvisata perché non abbiamo Guarda, provato. fai Bene, una è cosa. importante. Vai avanti Libera. te che a noi ci viene da Vai, ridere. Fichi Fichi Francisca! Dans le sable qui roule,
grazie per È il molto supporto, carina, grazie, sì. Non fa rimpiangere l'originale, perché il rischio è sempre quello, no? no, Quando no, si no. fanno come si chiamano, Gianni, che è il tuo mestiere? Quando si fanno delle rivisitazioni di brani famosi, come si chiamano? Beh, nuove versioni Come? remixate, Remake. Questa poi ha 21 anni, sai, sono Ha compiuto passati gli un po' anni. Comunque è carino. Molto Grazie carino, Francisca, molto. Grazie Franci. grazie. E poi tu Grazie. una di queste puntate facciamo vedere anche il video, Il videoclip, sì. Il videoclip. Abbiamo un videoclip Se bellissimo. fai la brava, una delle prossime. Va Che deve bene. fare? È brava. Bravissima, bravissima. Ogni tanto mi frega i vestiti, però è brava, è Ah, brava. sì? No, no, questi Avete sì, la miei. stessa taglia? No, ma ci si adatta. Vai. Vai, Bene. Francisca. Bene, grazie. Grazie a te. Grazie. Ciao. Allora, è il momento va in Magic Carpet. Oh yeah. E adesso a proposito di successi, Sì, è caro, è il tuo momento. è un momento importante, momento questa è una canzone che ha goduto di questo palcoscenico sin dal primo vagito. È vero. E devo dire grazie a questo palcoscenico, grazie anche alla magistrale ripresa del nostro regista Gianni Turco. Niente, la canzone la canzone è Signora. Signora. Ah, la cantiamo? La canto? No, la canti. Signora Gianni Nazzaro. Nazzaro. dirige l'orchestra italiana. Profuma come un petalo di rosa, cammina con il cuore in bancarotta e va per la sua strada la signora, quella che ha perso amore, quella che è sola, più fredda di una statua di granito e dura come notte nel deserto. Si dice che nessuno sia riuscito a risvegliare in lei il sentimento. Oh, signora, lo sai che la passione non si mente, che importa poi quel che dirà la gente, se adesso siamo amanti per un'ora. Signora, vorrei che questo istante di infinito non si fermasse mai, perché ho capito che qui davanti a te c'è chi ti adora. Signora, signora, adesso siamo amanti per un'ora. Signora, signora, c'è qui davanti a te chi più ti adora. Per troppo tempo sei rimasta sola, con qualche tuo ricordo per amico. Adesso sai che il pianto non consola, per questo siamo qui e te lo dico. Ah, signora, lo sai che la passione non si mente, che importa poi quel che dirà la gente, se adesso siamo amanti per un'ora. Signora, vorrei che questo istante di infinito non si fermasse mai, perché ho capito che qui davanti a te c'è chi ti adora. Signora, signora, adesso siamo amanti per un'ora. Signora, signora, c'è qui davanti a te chi più
tutti adora. Signora. Ma quanto sei bravo, Gianni, guarda. Dedicato a tutte le signore. Dedicata a tutte le signore. Anche a me. Anche a te. Grazie. Sì, anche a te. Grande Gianni. Grazie. Adesso che cosa arriva. succede? Io la vado a prendere, voi presentatela. Tu la vai a prendere? Allora, direttamente dalla grande Napoli, però lei non vive più a Napoli. No. Si va raramente perché adesso ha figli, marito. Si è stabilita Vive a Roma, è una bravissima Aspetta che artista, la ma è presento anche una bravissima ragazza. Ma che state combinando? No, perché lei è troppo alta. Allora... No, non è lei che è troppo alta, sei tu che sei piccino. No, povero Giovanni. Guardate la nostra giovane. Lo sai Gio, Mi piace? Molto. Bella. Gio, lo sai che lui quando facciamo coppia artistica, che metto i tacchi un po' altini, e questi non sono manco tanto alti, ma mi dà delle cazziate. Pianta l'accento, perché noi donne... È stato anche fortunato perché io avendo 42 di piedi 42? Caspita. le scarpe sono su misura, Anch'io quindi c'ho ho più o 42. meno lo stesso modello, non me le fanno con la zeppa, io le vorrei un po' zeppate, no? Un po' zeppate. E allora ho questi tacchi 70, hai 60, capito? 50 e quindi si è andato pure bene. È andato bene Gianni, è andato bene. Gio, che ci fai ascoltare adesso? Allora vi faccio ascoltare una canzone che piace tanto al vostro regista, Ah, sì? che non Quindi canta da un po' di gliela tempo, dedichiamo. la dedichiamo a tutte le persone profonde perché ha un non so che nel senso della sua canzone, sono quelle canzoni che vanno oltre il pezzo. Questa canzone l'ha scritta Don Bachi. Ah, già capito. Bravissimo. Vabbè, lo adoriamo tutti. Grande Però ho bisogno dello sgabello anch'io. Adesso te lo prendo io. Del Vale voi cappello. lo sgabellino alto? E anche il cappello? Ah, sì, sì, e parla di una persona finita in manicomio per amore. Addirittura. È bellissima, bellissima. Guarda, Questa canzone Gianni. veramente credo che sia una delle più belle di Don Bachi. Sognando. No, veramente lo dovresti girare perché ci stanno in rosa. Gio di Sarno, sognando! Sognando! Me ne sto lì seduta assente, con un cappello sulla fronte, le cose strane che mi passano per la mente. Avrei una voglia di gridare, ma non capisco a quale scopo. Poi d'improvviso piango un poco e rido quasi fosse un gioco. Se sento voci non rispondo, io vivo in uno strano mondo dove ci sono pochi problemi, dove la gente non ha schemi. Ai 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 ai. Non ho futuro né presente, io vivo adesso eternamente, e il mio passato ormai per me è distante. Ho tutto quello che mi serve, nemmeno il mago nel suo scrigno, a quelle cose che io sogno e non capisco perché piango. Non so che cosa sia l'amore, io non capisco il batticuore, per me un uomo rappresenta chi mi accudisce e mi sostenta. Ai 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 ai. Ogni tanto sento che gli attimi neri della notte mi fanno fare azioni non esatte. D'un tratto sento quella voce e lì comincia la mia croce. Vorrei scordare, ricordare, la mente mia sta per scoppiare. E spacco tutto ciò che trovo, e a finirla poi ci provo. Tanto per me non c'è speranza di uscire mai da questa stanza. Yeah, yeah, yeah. Sopra un lettino civolante di questo posto allucinante, io sogno spesso di volare nel
il cielo. Non so che male posso fare se sogno solo di volare. Io non capisco i miei guardiani perché mi legano le mani. E a tutti i costi vogliono che indossi un camice per me. Le braccia indietro forte stringo e a questo punto sempre piango. Ai 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 ai. Mio Dio, che grande confusione e che magnifica visione. Un'ombra chiara mi attraversa la mente. Le mani forti adesso mordo e per un attimo ricordo che un tempo forse non lontano qualcuno mi diceva t'amo. In un addio svanì la voce, scese nell'animo una pace. Ed è così che da quel Dio son seduta e ferma qui. Ai 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 ai. Sei proprio brava. Grazie. Poi mi piace molto il modo di cantare e fare il teatro canzone. A me piace Io molto. da sempre, guarda, tanti anni fa all'inizio, quando ho iniziato, io ho iniziato con la dance, no? È vero? Mi chiamavo Crazy Joe, pensa, facevo tutt'altro. In queste mie pazzerie ci mettevo queste cose così. Queste perché chicche. mi sono sempre piaciute. Poi mi dicevano, magari nella piazza la gente non ascolta, invece a volte noi sottovalutiamo il pubblico. No, che è molto ma io sono più convintissima. intelligente di Sono noi, che a volte convintissima. pensiamo di fare la furbata, dare vero, la è vero, cosa è vero. facile, e invece magari alla gente piace No, proprio. gliela devi dare, la Sì, gogliardia è però normale, sai, in un'ora, però. 2 ore di spettacolo, se gli dai pure una cosa, insomma, si fa un attimo riflettere. E si dà un po' più di valore alla musica E italiana. ringraziamo Gianni Turco che ama tanto questa canzone, che da un po' che non la facevo, quindi Ascoltava. l'ho rispolverata. Sei stato contento, Gianni, di riascoltarla? Molto. Ah, bene. grazie, anche se il cappello non era quello da lui preferito, insomma, ho scelto un altro cappello. Rimani Grazie. con me, Gio, che Sì. presentiamo un amico che non è un cantante, nel senso che non è cantante di mestiere, ma imita i cantanti di mestiere. Io ho visto uno spettacolo suo dove aveva un manifesto con la lampadina Sì. e c'era la sua faccia dentro, perché lui si chiama Gabriele Marconi. il cognome che è importante. Ah, davvero? Vedi la lampadina? Sì. Ti vedo un po'. Non posso dirlo in televisione come. E poi posso rubare un attimo il Il mestiere? microfono, ci vuole un altro microfono, scusate. No, Gianni, tanto io scusa. do subito, vado di là. Ecco, lui ha un Tieni, un Gabri. profilo Facebook come tutti quanti noi più o meno, però ha un'ironia, al di là di quello che vedete qua, se andate Sì, però la scusa, mattina... Gio, non andate a fare- non lo vedo molto in forma in questo no, momento. non lo so, stasera, non so. Che succede? No, mi mettono sempre in imbarazzo i complimenti. E non te ne facciamo Vabbè, più. ma mica Gabriele un Marconi, complimento. vai. No, Che bello, me lo porto. Ho visto che si parlava di me, io colgo l'occasione per così aprirmi ancora di più, nel senso che molti mi conoscono come imitatore soprattutto di Lubrano, no? Insomma, diciamo, la mia notorietà, io prendevo una volta gli occhiali e poi dicevo: salve, la domanda nasce spontanea, la risposta è non lo so, queste cose così dicevo, no? Questo era un po'. E poi c'è un altro personaggio al quale sono profondamente legato perché è stata la mia prima imitazione, Totò. Alla faccia del bicarbonato di sodio, ma dico io, adesso che siamo a Milano finalmente, vogliamo andare a vedere questo famoso Colosseo? A prescindere. E poi ce n'era un altro al quale mi sono ispirato proprio come comico, perché Troisi, no? Un altro grande, ma la miseria non è nato o su facci i problemi di Napoli, basta con calma. E questi 3 personaggi hanno una cosa in comune con me, che sono dell'Acquario, tutti e 3 come me. Molti pensavano però che avessi un'altra cosa in comune con loro, cioè che fossi di Napoli, e invece no, sono di una cittadina nel Lazio che sta tra Viterbo e Frosinone. Roma si chiama, non so se la conoscete, è una cittadina tranquilla, non succede mai niente a Roma. Qualcuno dice che è caotica, che a Roma come ti giri trovi problemi, non è vero, ci stanno pure quando stai fermo, bloccato dal traffico. Però adesso non sono venuto qui per parlare di Roma nei suoi problemi, vorrei, anzi, Roma è famosa anche per tante cose belle, tipo
tipo, lo so, loro non mi possono aiutare, però insomma ce ne sono tante, tipo il Colosseo, no? Il Colosseo che è il simbolo della Roma antica. E oltre al simbolo della Roma antica abbiamo anche il simbolo della Roma. E basta. Francesco Totti. Ora, non sopporto da tifoso della Roma tutti quelli che prendono in giro Totti dicendo che è ignorante. Non è vero, a parte che ha scritto un sacco di libri, ma mica solo di barzellette, ultimamente ne ha scritto uno dal titolo Tutto quello che so, eccolo qua. Non so se si può vedere. Questo l'ha scritto lui proprio di suo pugno. Vabbè, questa è la prima, anzi questa è l'ultima edizione. Nella prima però era tutto scritto qua, solo che poi hanno dovuto togliere gli errori d'ortografia. Però Totti non è ignorante, semplicemente è timido quando si trova a parlare davanti a un microfono, ma si vede che è uno sveglio, si vede dallo sguardo. Cioè, è normale che abbiamo giocato una bella partita? Credo, cioè penso, anzi ritieno che possiamo fare pure più meglio e se si continua a giocare senza remore, per me è più facile vincere lo scudetto che capire quello che ho detto. Però no, è vera questa cosa che Totti è uno timido, perché io poi li riconosco essendo io timido, no? Come tutti gli imitatori. Uno perché si mette a fare imitazioni proprio per timidezza, pensa, oddio non vorrei dire una sciocchezza, faccio dire un altro, capito? Per esempio io la prima volta che sono uscito con una ragazza tanti anni fa, siccome non prendevo l'iniziativa, allora lei mostrandomi i seni mi disse: ah, guarda che ferro, tocca, ti porterà fortuna, capirai? Io imbarazzatissimo le risposi di no, lei mi disse: perché no, di che hai paura? Di niente, è che non sono superstizioso. E per questo motivo poi sono rimasto single. Vabbè, comunque non è che, cioè, single lo sapete, no? È solitario, come dice il buon sta scrivendo sempre lì Dino. Naturalmente non è l'unico artista solitario, single, diciamo così. Io vabbè, artista con la minuscola, ce ne sono altri molto più artisti di me con la A maiuscola, non solo come Dino. C'è un altro cantante, non sai, è stato appena lasciato dalla sua compagna. Sto parlando di Claudio Baglioni, sapevate questa primizia? E per questo motivo Baglioni, che Gianni conosce benissimo perché ha interpretato, mi ricordo, A modo mio, non so, bellissima, e Baglioni è stato lasciato dalla sua compagna. Per questo motivo ha scritto una canzone sulla solitudine e quanto è importante nei momenti di solitudine avere un amico. Il titolo di questa canzone è Porta qualcuna. Prego. Sa che è da stamattina appena mi sono svegliato che ci penso e ci ripenso sempre più. Questa sera organizziamo un'uscita con qualcuna, c'è una voglia proprio di tirarmi su. Porta Simona, porta Luana, porta qualcuna, basta chi ci sta. Porta Susanna, porta Giovanna, porta una donna, basta chi ci sta. Porta Enrica con un'amica, una bella figlia che non si no. Porta Consuelo, porta Carmelo, sì, ma il mio cuore io non glielo do. Grazie,
Grazie. Gabriele Marconi, bravissimo. Allora, può servire il microfono. sei rimasto soddisfatto della tua esibizione o avresti... Sì, no, ma adesso mi viene in mente proprio fare un omaggio brevissimo. Sì, a proposito di Roma mi viene in mente un altro grande comico, invece, che ha scritto una poesia, non so, è brevissima, allegra, come avrebbe voluto che fosse il suo funerale. Il titolo, cioè il grande Aldo Fabrizi scrisse questa poesia dal titolo Er mortorio. Oggi non c'è più. Er mortorio. Appresso al mio non voglio visi afflitti, e per farite pure a st'occasione farò un mortorio con consumazione, in modo che chi venga ne approfitti. Per insenso voglio odore dei soffritti, ni cannella deve essere in cannellone, li nastri sfogli all'uovo e le corone fatte dai fiori di cucuzza fritti. Per cuscini timballi da lasagna da offrire al momento della sepoltura a tutti quelli che sapranno piagne. E sulla tomba mia tutta la gente ci leggerà sta sola dicitura: tolto da questo mondo troppo ardente. Bellissima, veramente bello. Grazie. Gabriele. Vabbè. Se mi dai il microfono, che lo devo dare a yes. qualcun altro, è una sorta di testimone. Gabriele Barconi. Dunque, una canzone nuova che si intitola Ancora insieme. Non so se è interrogativo o se è affermativo. Gianni, secondo te Ancora insieme, Ancora la canzone insieme, che hai scritto, è o è ancora affermativo o è interrogativo? Mi incuriosisce questa cosa perché... No, è affermativo. È affermativo. Affermative. Ancora insieme. Siamo ancora Come per qua, dire, tutti siamo ancora insieme qua. a 1000 voci. Stefania Cento e Gianni Trudi. Tanta gente con un cuore fra le mani scommettere sul tempo colorato di domani, arrampicarsi esausti su montagne di pianura per vivere un momento senza pezzi di paura. Ho visto dentro gli occhi di una vita appena nata la luce dei coralli trasparenti addormentata e il vento che non teme quando fa cader le foglie spantare sopra i fogli di ricordi senza storie. Ancora insieme per respirare un solo cuore con tutta l'anima e il sapore. Ancora insieme giorni felici e la vita ci può dare 4 ali per volare. Mi chiamerai, risponderemo solo amore. Ti seguirò, mi seguirai per ritrovarci ancora insieme. A volte una parola ci fa vivere emozioni. Io ti cercavo sempre dentro le mie canzoni e adesso che la notte fa riaccendere le stelle ti stringo forte forte e ti sento sulla pelle. Ho visto dentro gli occhi di una vita appena nata la luce dei coralli trasparenti e addormentata e adesso che la notte fa riaccendere la luna
ragazzi e ragazze! Grande Calì e il coro delle donne! Cioè, applauso a Calì! Vieni Gianni, vieni. Vieni Gianni, vieni. Dici. Bravissime! Dici. Allora, com'è il debutto di questa nuova canzone ancora insieme? Io perciò sono venuto proprio per dirvelo, è molto carina, ti si lascia, ti culla come canzone, ti culla, sì, Poi questa è la sensazione. hai sentito il Drudi melodico? Il Drudi melodico niente male, ma vogliamo scherzare. E l'accento Vabbè. graffiante. Vuol dire che è uno che sa il fatto suo, uno che dove mette la penna, indovina. Occhio alla penna! Occhio alla penna! Occhio alla Ti è penna! piaciuta, Gio? È carina, eh? Io però adesso sono persa, non so che succede adesso, Gio. Lo so io! Lo sa lui! Lo so io, vengo fresco dalla scaletta. Ah, Non è che stiamo allora. scherzando. Dici. Racconta se non sai nulla, vada No, via, va. lo so. Adesso ci sta un ragazzo che quando ci incontriamo dietro le quinte lui arriva sempre ben vestito perché gli piace Hai curare ragione. l'immagine, le cose. E io come battutaccia me la rubo perché me la fece lui a me una volta, me la rubo da lui e gli dico senti ma vatti a cambiare che dobbiamo andare in scena e lì è tutto già Bruno, bello vestito. vieni, Bruno vieni. Minicchi. Grande Bruno! Grande! Proprio alto! Vedete? Adesso lì è tutto bello elegante con un bellissimo lino, questo è lino, no? No, non è di Non lì. sa- Cotone! È cotone, e insomma, lui è così bello elegante, è il caso di dirgli vatti a cambiare. Che No. dobbiamo- no. Che Bruno, famiglia che di ci canti pazzi. stasera? Intanto ti ringrazio per il ragazzo. E che sei? molto È certo gentile. che sei un ragazzo. Voi siete sempre ragazzi voglioni, eh? Canto sotto le lenzuola. Sotto le lenzuola. E Va bene? come fai con le lenzuola? Io canto lo stesso, sono abituato a cantare sotto le lenzuola. Che Bruno Allora- Minicchi! Sotto le lenzuola? Di Luciano Beretta del Prete fai altro Celentano, che- Luciano Beretta del Prete Celentano, dirige l'orchestra il Alberto maestro Calì, Calì. canta Bruno Minniti. Grazie. Sotto le Grazie. lenzuola! Non ce la posso fare. Io l'altra notte l'ho tradita e son tornato alle 5. Pian piano sotto le lenzuola non la volevo svegliare, ma la baciò e vicino a lei si illuminò come gli occhi suoi. Lei mi guardò, io non parlai e come Giuda la baciai. Ehi, 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 io non giocai quella notte a poker, ma sono stato insieme alla sua amica. Guardando me sembrava che lei mi leggesse la verità e con la mano accarezzandomi le labbra mi perdonava quel che lei non saprà mai. Io amo lei, soltanto lei, ma perché mai l'avrò tradita? La sera dopo sono uscito per fare il solito poker. Avrei voluto che venisse, ma lei mi ha detto di no. Vai pure vai, io rimango qui. Gli amici tuoi sono tutti là, sveglia sarò quando verrai, quando tu verrai. E poi mi disse sorridendo, hey, al poker sai, non si gioca in tre, e non giocare più con la mia amica.
perché mai l'avrò tradita. Oh, 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 io amo lei, soltanto lei, ma perché mai l'avrò tradita? Io amo lei, soltanto lei, ma perché mai l'avrò tradita? Oh, 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 na, 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 na. Io amo lei, soltanto lei, ma perché mai l'avrò tradita? Grazie, sei forte, grazie. sei forte, io dovevo Forte. venirti a prendere, invece sei venuto tu da noi, grande. Giovanni, ecco che perfetto in mezzo, perfetto. Allora, Mille Voci hanno telefonato che volevano sentire una canzone, il grande successo che tu hai scritto con Paolo Limiti. Era 30 giorni. No, il mio ex. Il mio ex. Quando ce la fai a ascoltare prossimamente? Sì, tesoro, stai tranquillo. Va bene, Grande. aspettiamo. Invece oggi c'è in scaletta, Allora, perché io me lo sono una scritto, canzone, di Salma Ya Salama, che è un saluto, è una canzone egiziana molto, molto cantata, però è scritta in lingua francese, non in arabo. È stata scritta in arabo in una seconda. L'ha incise negli anni 60 Dalida. Io l'ho ripresa, gli ho dato quel sapore un po' arabeggiante di questa musica un E po'. con la tua voce eccetera. poi sposa in una maniera incredibile. Posso levarmi le scarpe? Vai a piedi scalzi a Mille Parco. Voci. Giovanna canta Salma Ya Salama. Un homme des sables, de plaines sans arbres, s'en va vers son pays. Au-delà des dunes, courir la fortune, car les paradis pour lui, ce n'est qu'un jardin sous les pluies. Salma Ya Salama, je te salue Ya Salama. Salma Ya Salama, je reviendrai vers Salama. Un homme des sables pour faire les voyages n'a que l'espoir au cœur. Un jour il arrive, il touche la rive, il voit devant lui des fleurs, la grande rivière du bonheur. Salma Ya Salama, je te salue Ya Salama. Salma Ya Salama, je reviendrai vers Salama. C'était un mirage, il n'y avait pas de rivière, et la bonne et riche douce terre n'était que du sable. Il reprend sa course vers notre source, il finira par trouver le puits de la liberté. Salma Ya Salama, je te salue Ya Salama. Salma Ya Salama, je reviendrai vers Salama. Un homme des sables, des plaines sans arbres, s'en va vers son pays. Au-delà des dunes, courir la fortune, le seul paradis pour lui, c'était un jardin sous la pluie. Salma Ya Salama, je te salue Ya Salama. Salma Ya Salama, je reviendrai vers Salama. Salma Ya
te salue ya salam, salma ya salam, je reviendrai per salam. Bellissimo, bellissimo. Ma no, che bello! Sai che mio padre è nato ad Alessandria d'Egitto, per cui c'era nel... Capito, Te le posso mettere? Poi, Le porto via così. poi Si è con, scatenata la giornata. con la tua voce, che è una voce che si riconosce subito, certo. Grande pregio questo, che sposa in una maestra... Scusa, maestro, mi fai per favore mi minore? Mi minore. Vediamo un po'. Occhi da suoni appassionati, cadono in me la dolcezza vita, perché così guardato che facete, voi non piacere in dietro, ma pecciate. Grande. Ah, la pelle d'oca mi fai venire. Grazie Giovanna. Bene, io. Vieni qua. No, sta lui. Sì, guarda. Che ci canta? Vediamo, adesso io rimango in tema, rimango in tema con questa scia così che ci ha preso oramai nel napoletano. Faccio dire un brano scritto da mio fratello, molti dicono tuo fratello scrive bene, vediamo e sentiamo. Questo brano che fa parte di quel, quando sai, c'è stato proprio un periodo in cui si amava scrivere metà in napoletano e metà in italiano. Questo fa parte di quel tipo di musica. Dimmi come va. Si chiama Dimmi come va. Rimma come va. Rimma come va, Gianni Nazzaro. Stasera guarderò nel fondo dei tuoi occhi e ti sorprenderò parlandoti del mare. Tu per capire tutto a volte chiudi gli occhi, ma non lo fare. Voglio ancora navigare, restando insieme a te. Restando insieme a te, quando non dov'è che pensi che già fa, quando scende la notte e poi da ricordare. Che c'è niente contro, occhiatine curiosità, pensano quello che non va, rinda sta varcatella, io ti ricordo ancora, rosa che sta bucchella, che faccio in fose belle, dimmi come va, che sa sto temporale, dimmi come va. Stasera ti dirò, ho un'anima di pelle che sfiora su di te, la luce delle stelle e va così lontano, e come il vento le basta un soffio per provare sentimento, restando insieme a te.
sto insieme a te, perché sto bene che non si può comandare, perché quando sorridi io devo riavanzare, che c'è niente in incontrare, fammi un poco consolare, occhio di curiosità, in quella stanza dove siamo stati un'ora, sentendo sulla pelle brividi come stelle. Dimmi come va, dimmi come va, chissà sto temporale, dimmi come va. E dimmi come va. Complimenti a tuo fratello, Grazie. Che bella. Ma tu la senti tanto però, Beh, mi piacciono tutte quelle che scrive lui. Come si chiama tuo fratellino? Maurizio, Un applauso a Maurizio Nazzaro. che parte da qui, che parte dal nostro cuore. Bene, e adesso sì. che succede? Adesso succede che arriva una bella chantosa. Una bella chantosa. Mora, che più mora di così non si può. Madonna, che cosa ci canterà? Tutta di oro vestita. Tutta d'oro vestita ci canterà, ci canterà. Vieni Daniela Minniti. Daniela Minniti. Vieni Daniela. Daniela, vedi, ti ho chiamato ci Manuela, scusami. Cosa ci racconti, Dani? Tu che mi racconti? Sei sempre bella tutti gli anni, Tesorino, si fa quel che si può. Ma tu non è che scherzi, Poi non ho mai Grazie. raccontato cos'è successo, perché quando una donna dimagrisce, un motivo c'è sempre. Ci Vabbè, fai me lo sentire dirai. stasera, Daniela? Allora io canto Magna Magna. Come Magna Magna? Io parlo di dimagrire, tu mi dici Magna Magna. Vedi? È una canzone romana scritta, l'autore è Lanfranco Gianzanti. Bene. Un bravo autore di canzoni romane. Davvero? Testo e musica di Lanfranco Gianzanti. Benissimo. Magna Magna. Magna Magna! Vai, Daniela Minniti. Quando ho avuto l'età da marito, nonna mia m'ha detto Anile, sei bella e manco sei ricca, e un marito chi te lo può dare? Figlia mia, poi fatto una cosa, se da un uomo te vuoi far sposare, ma in cucina incomincia a impastare, così lo puoi pigliare per la gola. E così appena l'ho conosciuto gli ho proposto una scampagnata, poi gli ho dato de mano ai fornelli per dar via alla grande abbuffata. Lasagne, cannelloni, spaghetti e fettuccine, diceva Dio che buone, e giù due polpettine, appresso i rigatoni e in parte frittatine, fagioli all'uccelletto e qualche gamberetto. Non capivo se innamorava chi c'aveva quel friccico al cuore, perché lui non parlava d'amore, ma in compenso mangiava, mangiava. Appena l'ho conosciuto gli ho proposto una scampagnata, poi gli ho dato de mano ai fornelli per dar via alla grande abbuffata. Lasagne, cannelloni, spaghetti e fettuccine, diceva Dio che buone, e giù due polpettine, appresso i rigatoni e in parte frittatine, fagioli all'uccelletto e qualche gamberetto.
il cuore, perché lui non parlava d'amore, ma in compenso magnava, magnava. E un giorno che magnava spaghetti aglio e olio, dopo un goccetto buono mi chiese lui la mano, tra me dicevo è fatta, lo porto al Campidoglio e infatti l'ho sposato, ma come sei ingrassato, una braciola, un crostino, una pizza, agna sempre che quasi se strozza, se strafoca, se imbuffa, se ingozza e farà 100 chili ma pure di più. Sembra la società dei magnettoni, sembra, no? Sì, Magne. qui mangiano di più però. Siamo qua che abbiamo tutti una fame d'amore e tu si parli di mangiare. Grazie. Ciao, grazie a voi. Bella, ciao. E adesso arrivano 5 ragazzine. Li abbiamo messe sotto torchio qua Mille Voci. Hanno fatto i cori, hanno fatto il Mamma balletto, mia. adesso hanno una canzone particolare loro, scritta dal mio amico Lodovico Saccol. Dov'è Ludovico? Che Adesso lo si mandiamo al raggiunge. pianoforte. Ecco le dot. Dot ts. Non è facile sta S dopo la T, eh. Eccolo, Ecco vieni Ludovico, vieni Vieni qua qua un attimo. Ludovico, vieni. Lui è il produttore, arrangiatore e compositore. La canzone di oggi. La canzone di oggi È spento, no, deve essere acceso. La canzone di oggi che presentiamo questa sera è tratta dal CD che abbiamo autoprodotto con loro, che si intitola Come in un jukebox. Questa canzone si intitola Il senso ultimo dell'amore, un titolo molto ambizioso, ma che in realtà va a parlare di che cos'è l'amore per ciascuno di noi, perché chiaramente a 18 anni, a 20 è diverso, a 47 è un'altra cosa, certo. E soprattutto alla fine il senso che gli diamo dipende da quello che siamo stati noi, da quello che abbiamo vissuto. Per cui non esiste un senso universale di che cos'è l'amore, ma ognuno poi ci mette quello che sono le proprie esperienze. Bravo, certo. Una bella produzione. Allora tu vai al pianoforte, il microfono lo diamo alle ragazze. Abbiamo il senso ultimo dell'amore, le dots. Potrebbe parlare per ore del senso ultimo dell'amore,
belle, poi dolci, Dolcissime. Eleganti. Eleganti, eleganti, giovani, carine. belle. Mi piace Vi molto. state Il testo è molto bello di questo brano, Sì, sai? è molto carino. Molto Ma è interessante. sempre tuo, dov'è il intelligente. compositore? È sempre Ludovico. Dov'è il compositore? Chi è che ha scritto queste parole? Dove È sta? fuggito. Se n'è andato? Fagli Amici complimenti perché cantanti, venite tutti qui che hai c'è la scritto- Hai scritto sigla. delle belle parole, sai? Molto, molto intelligenti, molto Gran finale, concrete. ragazzi. Andiamo che cantiamo tutti Tutti insieme. quanti insieme. alla Vai. sigla. Salutiamo. Vai. Satiricon di Aprilia. Ah, però c'è anche da fare una puntualizzazione. Dobbiamo salutare e ringraziare dell'ospitalità il ristorante Boccuccia di Anzio. Oh yeah, grande Mauro. Boccuccia! Aspettaci, ci deve aspettare. Alla prossima Aspettaci Mauro. alla prossima serata, alla prossima puntata. Alla prossima puntata con 1000 voci edizione 2013. Grazie a Gianni Turco. Grazie Gianni. Vai. Sigla! E tutti noi. Bene, 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 bene. Io canto perché sento dentro il cuore mille voci, mille voci. Io canto perché sono innamorato, tu mi piaci, tu mi piaci. Io canto fin da quando ero bambino e questa sera statemi vicino. Oh, 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 mille voci, mille voci. Oh, 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 mille voci, mille voci. Sento i brividi addosso e tu hai una voce che spacca di più. Sento il tuo respiro vicino, mi prende il pensiero più vero. Sento un grande calore se tu canti proprio l'amore. Su il brillante dell'oro ci vuole un bel coro che canti con noi. Oh, 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 mille voci, mille voci. Oh, 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 mille voci, mille voci. Buona la prima.